La seduta di oggi è stata molto corposa in quanto abbiamo audito l'assessore PAN con le strutture regionali, i rappresentanti delle province interessate, i consorzi di bonifica e le associazioni di categoria per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura. Abbiamo sentito quelli che sono i problemi, quelle che sono le possibili soluzioni per il futuro. L'assessore ci ha fatto capire quelle che sono le attività della regione in campo dell'agricoltura per contrastare questo momento di crisi e anche guardando con fiducia al futuro quelle che possono essere le evidenze che arriveranno dal territorio. È stata una seduta molto intensa dove sono state molte domande e molte risposte molto utili per la Commissione. La Commissione si riunirà giovedì prossimo con i sindacati della ditta interessata e per la programmazione dei lavori futuri purtroppo manca ancora la risposta per quanto riguarda il Ministero dell'Ambiente e l'Istituto Superiore di Sanità che nonostante siano stati contattati un paio di volte non hanno ancora dato una risposta, ma confidiamo di averli al tavolo perché la loro presenza sarebbe molto importante per questa Commissione.